Bene ragazzi, siamo qua a Pradeplana, sulla strada che porta su in Piancavallo e noi ci dirigiamo verso questo versante, verso la parte di Dardago, che torniamo a vedere dei sentieri nuovi che avevo fatto tempo fa ma che non ho mai filmato. Eccoci qua al solito scollinamento e giù che si parte. Dritti. Attenzione qua che c'è ghiaccio. Ecco qua il primo sentiero, il Troi del Carlo. A sinistra c'è la 66, noi andiamo a destra, seguiamo i pallini arancioni, forse c'è qualche pezzo da rilanciare, tipo questo. Ciao. Ciao. Il percorso è questo, vero? Sì, sì, quello arancione. E lì sono dovuto scendere, c'era un tratto troppo ripido e scivoloso, perché oggi c'è un po' di fango. Diciamo che è un percorso più da XC, da cross country, quindi richiede delle ottime prestazioni. Bello, si vede tutta la cresta qua. Sono parecchie foglie. Hai visto uno con la elettrica? Sì, stanno arrivando. Grazie. Ciao. Uh. Bello ghiacciato il terreno, duro. Bello qua, un po' da pompare. Qua dovremmo essere a breve nel canalone dell'Igont.
figo qui. Infatti noi qua adesso siamo sbucati sull'anello dell'Igont. Di là si va a fare il Pungitopo, l'Opolis e via dicendo. Di qua Piero Alto, poi Piero Basso. Noi adesso usciamo per di qua. Oggi c'è veramente tanto fango, quindi evitiamo di fare i sentieri più fangosi, quelli verso la parte interna. Quindi adesso facciamo la via più veloce per arrivare in plaza ad Ardac. Qua è tutto ghiaccio. Ciao. Eccoci qua in via San Tomé. Così quasi andrei a fare la discesa del Chastelat, la discesa di via Solvella, qua su, appena sopra il colle di Chastelat. Qui c'è il Chastelat, noi andiamo su dritti. Eccoci qua, pronti che si parte. Questo dovrebbe essere più secco. Bello. Qua ci dovrebbe essere un alberello caduto forse. Occhio, pieno di radici. Ole, già finito? Non lo ricordavo più lungo. Eccoci in plaza ad Ardac. No balle fioi. 11 in punto. Così facciamo rifornimento di viveri. Ora andiamo verso il Rio Brosa. Anche qui è bello viscido il terreno. Quasi quasi andrei verso il colle di Santa Lucia. Su verso il colle. Qui è tosta. Proviamo a prendere il sentierino qua sulla sinistra verso la chiesetta di Santa Lucia.
Eccoci qua. Bene, dai che andiamo giù a casa adesso.